Buona giornata, ben trovati con il nostro appuntamento dedicato all'informazione, la rassegna stampa dai principali quotidiani del giorno e a proposito di giorno, oggi ultima giornata del mese di luglio, 31 luglio 2019, siamo a mercoledì. Subito con le nostre pagine, allora Gazzettino, Tribuna, poi la cronaca provinciale di entrambi i quotidiani, concluderemo con le notizie sportive relative alla provincia ma anche relative all'internazionalità e alla nazione con la Gazzetta dello Sport, la prima pagina. Andiamo subito sul Gazzettino, vedete la prima pagina che ci porta a parlare di tre riquadri, innanzitutto che ci trasferiscono poi alle pagine interne. A Treviso un camion va a fuoco in autostrada, muore padre di 4 figli. La polemica, Elettra Lamborghini a Venezia è una bufera sul sexy show nei social del comune. Calcio, Juve piglia tutto, supera l'Inter per Lukaku, Kean va all'Everton. Questo per quanto riguardava i riquadri e i richiami poi alle pagine interne del Gazzettino. La notizia d'apertura di oggi del Gazzettino è sulla Popolare di Vicenza. Il Tribunale azzera le baciate, per così dire. Sentenza: chi ha ricevuto prestiti per comprare titoli di BPV non dovrà restituirli. In questo riquadro invece le cosche nel Veneto orientale, siamo a Caorle, il sindaco dice il caso Conte, non credo alle minacce mafiose, resta alta la tensione a Caorle dopo le minacce di morte ricevute dall'europarlamentare e consigliere comunale Rosanna Conte. Anche il sindaco Striuli è tornato sulla vicenda dopo le prime dichiarazioni di sostegno, solidarietà a Conte, ma non penso si tratti di intimidazione mafiosa e non c'è nessuna indicazione su possibili radicalizzazioni mafiose per l'appunto a Caorle. Di spalla l'opinione, il fondo di Alessandro Campi sul panino vietato a scuola, quella piccola libertà negata, scrive, e l'opinione va a continuare poi a pagina 27, sempre sul Gazzettino. Ancora a centropagina, Carabiniere, c'è mistero sulla pistola. A Roma Cercello non aveva l'arma di ordinanza quando fu aggredito. La procura giura e dice faremo luce veramente su tutto. Il caso, il figlio sulla moto d'acqua della PS, Salvini si scusa, errore da papà, dice. Scrivono Simone Canettieri ed Emilio Pucci in prima e poi a pagina 5 per questo argomento che sicuramente terrà ancora banco anche nelle prossime giornate, nelle prossime ore. La foto invece che vedete un po' ingiallita qui dal Tempo è il giallo della supplica di Mussolini, richiesta di grazia sul muro del santuario di Revine. Questa è l'invocazione con la presunta firma di Mussolini, ne parla la collega Borsoi a pagina 19 del Gazzettino, poi vedremo nel dettaglio provinciale e locale questa notizia. Chiude il miracolo di Anna che non poteva sorridere. Anna non poteva sorridere, la piccola di 3 anni che vive in Emilia-Romagna non riusciva a farlo a causa di una grave malformazione a livello mandibolare. La sua bocca si apriva di appena 2 millimetri, pensate, e questo le impediva anche di masticare, lavarsi i denti e andare dal dentista. La sua famiglia aveva cercato più volte di risolvere questo problema. Molti ospedali però si erano rifiutati di operarla, consigliando di posticipare l'intervento per ridurre i rischi anestesiologici e chirurgici. La svolta è arrivata quando i genitori si sono rivolti all'ospedale di Treviso. Se ne parla a pagina 15 del quotidiano, appunto il Gazzettino di oggi. Sempre nell'ambito della sanità, la pagina prima del Gazzettino viene chiusa quest'oggi parlando di difficile immaginare che oggi ci sarà la corsa dei pediatri, tutti a presentare la domanda per poter lavorare nel Veneto. Il termine di concorso bandito da Azienda Zero scade domani, giovedì 1 agosto, e non si può certo dire che finora ci sia stata la ressa, anzi abbiamo 30 posti da assegnare, ha detto l'assessore alla sanità della Regione del Veneto Manuela Lanzarin, e sapete quante domande sono arrivate? 5. È chiaro che a questo punto dobbiamo ripensare con i medici certe scelte fatte o da fare. Questa è la prima pagina del Gazzettino. Adesso la prima pagina della Tribuna che inquadriamo in questo modo. Eccola qua. Allora, anche qui riquadro in prima per un accordo, firmato l'accordo tra Hera e Ascopiave per la distribuzione del gas, e poi
nulle le baciate, soci liberi dai debiti, sentenza del Tribunale di Venezia su un ricorso nei confronti della BPV, risparmiatori che applaudono. Il titolo vero e proprio d'apertura riguarda le case Ater, ci sono 650 famiglie in coda, una pioggia di richieste ma soltanto 30 alloggi liberi. Caro affitto, ieri a San Tommaso la protesta, siamo a Treviso, l'algoritmo fa pagare più di 700 euro al mese. Alcuni riquadri sulla parte destra del quotidiano, la sinistra per quanto riguarda la vostra visione. Conte, nuovo accordo sull'autonomia e ancora scontro, a vuoto il vertice sulle finanze, un passo avanti sulla sanità, uno indietro sulle questioni finanziarie, l'autonomia non procede, Conte dice ci vuole un nuovo accordo, se ne parla a pagina 13, il commento invece che ci porta a pagina 6 è sui 5 Stelle subalterni, fanno una gara di resistenza, scrive Guolo, vi dicevo a pagina 6. Foto drammatica di centropagina della Tribuna, 2 tir bruciano dopo lo scontro in A14, è morto un autista di Oderzo, è Gheorghi Pantea Moglan, 68 anni, residente ad Oderzo in via Monsignor Artico, padre di 5 figli ed autotrasportatore che portava merce per conto di una ditta di Noale con sede anche a Zero Branco, la vittima dell'inferno di ieri in A14. Sul raccordo dell'A14 precisamente a causa di un tamponamento il suo camion mezzo ha preso fuoco e l'autista è deceduto, carbonizzato, pensate all'interno dell'abitacolo, stava tornando a casa dopo una consegna. Intascava le assicurazioni, auto dei vigili senza polizza, un broker denunciato da 5 comuni addirittura. Parte un esposto contro il cantiere per i superattici dell'ex Edison, siamo a Treviso, staff medico del Cafoncello, ancora a Treviso, ridà il sorriso ad una bimba, l'argomento di cui parlavamo prima, e a Revine restaurano la casa e trovano la dinamite dei partigiani, ristruttura la casa e trova 9 candelotti di dinamite, succede in località Sottocroda al confine tra Revine e Cison di Valmarino. L'ultimo articolo, l'ultimo riquadro è l'intervista. Emilio Lippi e l'ultimo giorno nella Casa dei Libri. Per 35 anni alla direzione della Biblioteca di Treviso, 17 dei quali trascorsi a capo anche dei musei civici. Emilio Lippi oggi al suo ultimo giorno di lavoro si racconta in una lunga intervista sulla Tribuna. La biblioteca ha il dovere di interagire con il pubblico, il museo, valorizzi i suoi tesori. Questa è la prima pagina della Tribuna, adesso la sfogliamo in tempo reale e andiamo con voi alle pagine interne per trovare le notizie, le altre notizie da ampliare anche per quanto riguarda le zone di nostra competenza, Conegliano, Vittorio Veneto e Quartier del Piave. Torna l'incubo in A14, guardate questo schianto e questo rogo, l'inferno, muore carbonizzato un camionista di Oderzo. Si parla di autonomia, qui siamo in regione, vedete autonomia a vuoto, il vertice finanziario, Conte parla di un nuovo accordo e Stefani invece piuttosto scettica, questo per quanto riguardava la regione. Adesso la provincia che è aperta da un esposto contro gli attici dell'ex Edison. Bloccate il cantiere, c'è anche una bella foto, potete vedere questi super attici molto molto belli a Treviso all'ex Edison, bloccate il cantiere si dice perché non sono in regola. Lettera di un residente in comune, dopo la missiva contro il bosco verticale a Fiera si apre un fronte in pieno centro, c'è qualcosa che evidentemente non funziona o insomma ci sono dei giochi di cui noi non conosciamo le intenzioni. 2 notizie, allora qui Village People, vedete 10.000 in delirio sulle mura, pubblico assiepato ovunque, coda di mezzo chilometro all'ingresso di Suoni di Marca, una serata indimenticabile, insomma i Village People ce li ricordiamo tutti e non soltanto gli amanti degli anni 80. Gentilini poi 90 anni da re di bastoni, bisogna tornare ad ascoltare la gente, dichiara appunto Gentilini.
E allora velocemente su Conegliano, Vittorio Veneto e Quartier del Piave, cominciamo proprio dal Quartier del Piave, basta disboscare per le vigne, un sit-in di protesta a Premaor. I nuovi filari di Prosecco sorgeranno a pochi metri da 4 case a schiera, a cui vivono giovani coppie con i loro bambini, respireranno, si dice, fitofarmaci. Andiamo a Molineto della Croda, dove invece troviamo la foto è con l'amico Maurizio Bernardi Micio davanti alla foto dei 4 morti del 2 agosto del 2014, Molineto, sabato in chiesa, il ricordo delle 4 vittime, un ricordo che più volte ho parlato con Maurizio Bernardi Micio di questo argomento, ma è veramente una cosa tristissima. Gratta e vince 500.000 euro, invece lui sicuramente non è triste e non è scontento. Gratta e vince 500.000 euro, vi dicevo, ed è festa per tutti all'edicola di Via Vitale. Il titolare Graziano Trivellato è rientrato dalle vacanze per accertare la vincita. Per il 70% ho clienti abituali, probabilmente il fortunato abita qui, è beato lui. Questo per quanto riguardava Conegliano, diamo solo questa bella notizia, insomma diamo solo questa bella notizia felice. Da Codogné invece bilancio di Piave Servizi inutile per 1,27 milioni, soldi per nuove opere. Vittorio Veneto spunta la dinamite dei partigiani durante il restauro di un'abitazione. I 9 candelotti di fabbricazione inglese sono stati messi sotto sequestro immediato dai carabinieri. Lo storico Brescaccin dice: durante la resistenza si facevano saltare ferrovie e collegamenti viari. Ancora dal Vittoriese, il comune assume 4 vigili ma 2 scelgono di andare a Conegliano, incredibile, e poi il provvedimento: danni provocati dai lupi, raddoppiano i fondi. Questo per quanto riguardava Conegliano, Vittorio Veneto e Quartier del Piave. Ci portiamo subito con le pagine sportive, ma in attesa di questo andiamo a scoprire il Gazzettino Provinciale, eccolo qua. La prima pagina, Zaia, ecco la verità sulle case Ater. Il governatore del Veneto interviene sugli aumenti dei canoni. Tanti furbetti, gli alloggi solo a chi ne ha veramente bisogno. I riquadri ci portano a parlare di basket con la De Longhi che sceglie Turner e saluta Barnett, manca soltanto il play adesso. Rugby, ultimo innesto, il Benetton riporta in Italia l'ala Sarto, ne abbiamo parlato ieri con un'intervista. Il Giro d'Europa in autostop, la sfida di Tiziano e Paolo, i 2 amici, un videomaker di Conegliano e un blogger di Vittorio Veneto, spendono soltanto 15 euro al giorno, 60 le tappe previste. Gentilini e De Poli, eccoli qui, 90 anni di storia. Giancarlo Gentilini, sindaco sceriffo per decenni icona della Lega, sabato arriverà l'invidiabile soglia dei 90 anni con l'energia di un ragazzino. A fine mese anche Dino De Poli, l'altro protagonista della città, taglierà lo stesso traguardi. Borgocavalli, l'ascensore in tilt, arrivano i pompieri e lo IOV, la regione, dice ok ai bunker di radioterapia. Tir a fuoco, muore padre di 4 figli, lo schianto in A14 nello stesso punto in cui l'anno scorso crollò l'autostrada, pensate. A Revine invece restaura il rustico e trova una scatola piena di dinamite, è una notizia che ha fatto il giro su entrambe le testate e su entrambe le pagine poi di riferimento. Gli alpini contesi tra Treviso e Montebelluna, la dunata contesa fra Treviso e Montebelluna, è nata questa sfida per ospitare la dunata triveneta degli alpini in programma per il 2021 ed è già aperta la sfida. Andiamo a Loria, dove richiesta di semilibertà per l'oro, la procura dà il parere favorevole, il procuratore generale ha dato anche parere favorevole. Andrea Loro torni a respirare la libertà, anche se solo di giorno e solo per lavorare in strutture esterne al carcere di Santa Bona. Le notizie dalle nostre zone, allora andiamo su Conegliano, eccolo, ecco la pagina. Passano le opere pubbliche, non mancano le polemiche, vedete il Consiglio Comunale approva astenuti 5 Stelle, PD e Cambiamo Conegliano. Ferraresi dice anziché ai mutui era meglio puntare ai fondi per periferie ed aree sportive.
Ato Veneto Orientale Paola Guzzo diventa presidente e invece qui urbanistica ed ambiente Tel confermato dirigente. La parte finale della pagina parla di mici, gattini abbandonati, gattile al collasso, non ce la facciamo più, aiutateci, è l'appello dell'ENPA. Sempre da Conegliano, l'impresa low cost, vedete il titolo, eccolo qua, queste sono due foto belle grandi di quasi mezza pagina, l'impresa low cost, cerchiamo di capire, Tiziano e Paolo a 23 anni, Giro d'Europa in autostop, sono partiti da Monaco, arriveranno a Trieste in 6 mesi attraversando 60 città di 16 nazioni. Ogni giorno postano un video sui social, vogliamo stimolare i giovani come noi. E vabbè. Anch'io mi stimolerei volentieri partendo per 6 mesi, insomma, potessi farlo, no? Via per il mondo. Trovati candelotti di dinamite durante il restauro del rustico, a Revine Lago, Farra e Pieve di Soligo, queste sono le principali notizie ed è questa quella che tiene banco quest'oggi. A Farra, investita sulle strisce dai vigili, addirittura un 82enne chiede i danni, anca fratturata per la donna, Nardi domanda al sindaco copia dei rilievi. Siamo su Vittorio Veneto perché la strada del Cansiglio, stop a bus e a tir, intervento urgente per mettere in sicurezza cedimenti, frane e smottamenti che si sono verificati nelle scorse settimane. Posso confermare, ho fatto la strada del Cansiglio proprio la settimana scorsa e la domanda era quando potevano sistemare questi tratti, perché tra l'altro anche in mezze curve con la strada che è franata, la strada che è crollata. Quindi da ieri finalmente è scattato il divieto di transito per le corriere e i mezzi pesanti, senso unico alternato invece per le automobili. La ex Carnielli, si fa parlare ancora a Vittorio Veneto di questi, ex Carnielli al gruppo Ali, Forza Italia dice è anche merito nostro. Queste le principali notizie dalle nostre zone di competenza. E allora lo sport quello provinciale, arriva Turner, stiamo parlando di TVB Serie A1 di basket maschile. Addio a Barnett, scusate, la De Longhi ha firmato l'esterno americano, uno dei protagonisti della promozione verrà sacrificato per chiudere il roster. Ora manca soltanto il playmaker, la società lo ha individuato e sta aspettando una risposta. Risponde anche Ponzano, si assicura la promessa azzurra Rimi, arriva da Ragusa e giocherà il prossimo anno a Ponzano Veneto. Il Benetton regala una chance a Sarto, Leonardo Sarto, dalla preparazione iniziata con i biancoverdi fino alla firma del contratto, così l'ala diventa l'ultimo innesto e rientra in Italia dopo una stagione veramente difficile. Allenarmi a Treviso è stato casuale, volevo restare in forma e invece ho trovato una squadra. Complimenti, e c'è anche un bel filmato sulla pagina del Benetton Rugby che fa capire appunto l'arrivo di Leonardo Sarto. Eclisse, obiettivo salvezza, poi ci divertiremo, dice Stefano Della Bella in questo articolo firmato tra l'altro dal sottoscritto. Sport per la tribuna, rivoluzione in attacco, la Juve cede Kane all'Everton e offre Dybala per Lukaku. Poi un'altra notizia qui in fondo pagina è questa, Bolt che dice non tornerò a correre, smentite le voci che lo volevano di nuovo in pista, il giamaicano smentisce lui da solo le voci che lo volevano, vi dicevo, in pista. Detto fatto, ecco Turner a TVB, prima mi sposo e poi arrivo, prenderà il posto di Barnett. Gracis, il DS, dice è vero che in passato è stato altalenante, ma in Germania ha fatto benissimo e quindi è il giocatore per noi. Bel colpo del Ponzano per quanto riguarda il basket di A2 con da Ragusa Rimi, millennial di talento, e poi salutiamo il Permac Vittorio Veneto con questa foto e con questa immagine, perché il Permac di Vittorio Veneto è stato ripescato in Serie B, quindi un altro bel campionato per la formazione trevigiana, vittoriese in questo caso. Chiudiamo con questa notizia, quella di Modolo, così il nutrizionista di Messi mi ha fatto rinascere, scusatemi, ora torno a vincere.
Il nutrizionista di Messi penso sia Posocco di Sacile, perché ormai ci vanno tutti. Poser, scusatemi, non Posocco, ma Poser di Sacile, e capita molte volte, è capitato molte volte di poter incrociare, se siete stati fortunati, incrociare Messi che usciva appunto dall'ambulatorio di Poser. Gazzetta dello Sport per chiudere, guardate i colori e soprattutto guardate i titoli. Allora, Lukaku, Juve sì, poi Dybala vede lo United, Inter, ora Cavani, Dzeko per Icardi con tanto di punta di domanda, e anche Keane va in Premier. Tutto raggruppato, tutto con i colori delle squadre, e molto colorata questa prima pagina della Gazzetta dello Sport, che ci vede e vede qualche campione scappare via alle formazioni italiane. Infine Leao lancia la rivoluzione al Milan, sbarca la punta portoghese, oggi arriva anche Duarte e si riapre con Correa. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento informativo con la rassegna stampa dai principali quotidiani. Noi ci risentiamo domani, solita ora, nostro canale www.venetoglobe.com. Buona giornata!